Scusate, mi ha messo di dire una cosa. Mi deve dire lunedì, martedì, mercoledì, giovedì niente. Venerdì, sabato e domenica. Sempre in campagna. Questo che deve fare. Perfetto. Dilettanti allo sbaraglio, amici telespettatori, mi trovo qui alla pizzeria Yolanda a Trapani appunto per un'esibizione. Questa sera abbiamo praticamente una persona che si vuole esibire con un bellissimo karaoke. Buonasera. Buonasera. Si chiama lei? Vincenzo. Vincenzo da Trapani. Da Trapani. Lei questa sera ci vuole cantare che cosa? Perché mi ha fatto innamorare negli anni 60. Ho capito. E poi mi hanno detto, dice, deve dirci qualcosa lunedì, martedì, mercoledì, non so. Che cosa si tratta? Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì c'è champagne. Ho capito, va bene. Allora ha detto che si chiama? Vincenzo. Da Trapani. Trapani. Vediamoci l'esibizione del signor Vincenzo da Trapani. Prego, signor Vincenzo. Perché mi hai fatto innamorare, innamorarmi proprio di te, fra tanta gente. Taciuzzo? Nauciu? Tenersi spider. Domani a letto. Bello. Sono provocante, ti aspetto da C'è una sottana, Carina, vuoi venire pure una sottana? Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Sono in studia. Ah, stanno le cose mi fa toccare. La metto dove chissà. Unga. Ecco. Tu pigli un bello regalo. Unga. Oh. Come male. Allora, al mio 3 il viso in aria. Cominciate a uscire. Potete uscire. Uno, due, tre, via! Faccio facere conto sonno. Ma la sera ancora più bella non mi viene qui vicino a me. C'è il microfono là e io Ciao Peppe, come ti chiami? Peppe, quanti anni c'hai? 25. 25. Né tuo papà e né tua mamma hanno pensato che sono dovessi, no? Che cosa cerchi? Azzita. Come deve essere? Buona. E basta. Puro. Da quale età deve partire e a quale età deve arrivare? Da? Di 35 a chienare, non è meglio finire. Addirittura. Facciamolo cantare che è meglio. È meglio. Altrimenti viene alla protezione Queste civile. domande via email. No, non pubblicate. La protezione civile viene direttamente a casa tua. Sì, ok. Allora, dammi questo. Che mi ci trovo meglio. Ne esiste. Ah, non ti muovi da No, non mi muovo, tanto. Bellissimo, da fermo. Vattene, va. Alberto, da fermo. Da fermo. Allora, la canzone Mi fido di te, inizio io. Ti fidi di lui? Yes. Perché? Perché mi diversai la tastiera innanzitutto. Ok. Addirittura. Vai. Dallo scopo. Allora, mi tolgo la voce da pata anche se.
sorriso magico. Cari italiani, mi rivolgo a voi che siete tutti qua riuniti e a voi che siete a casa. Io penso soltanto una cosa, che bisogna aiutare i giovani. I giovani devono essere il nostro futuro. Alcuni mi dicono che sono stato con una ragazzina di 18 anni, così, non so si chiamano Eni, cose. Io credo che i giovani bisogna essere spinti e io modestamente una spinta che là gliel'ho data, grazie. Però intervistava Cuffaro e che diceva? Mi passo ora la linea al mio caro amico Cuffaro che è qui con me da tanti anni, passiamo delle bellissime giornate d'Arcore. Sì, allora. Ma Cuffaro dice solo una cosa. Prego, prego. Allora, cosa pensa della Sicilia, caro Cuffaro? Ma la cosa vuole tutti è dirti che la Sicilia non è né cosa mia, né cosa tua, ma è cosa nostra. Bravo! Spirito Gonzale, ritorna da me, non lasciarmi mai più. Vieni qui. Bravissimo. Grazie. Quanto tempo è che canta? Una quindicina d'anni. Una quindicina d'anni. Bravo, bravo veramente, complimenti. Ora fai un giro completo. Nautro, nautro. Va bene, posala, posala. Che pezzame, no? Io devo non staccare. E ma trovare, io devo staccare, vero? Mi stai toccando tu. Come le stai toccando? Tempi togliaste. Allora, datevi un bel bacione. Un bacio come, con la lingua senza lingua. Senza lingua. Aspetta! Uno solo però, Senza lingua. E chi duca lingua come era allora? Ci prestavi chi da tua? Aspetta, però c'è la mano, leva la mano. non lo vado, ma. Quando ti passa, leva la mano. Sì, sì, prova, sì, prova, sì. Ed eccoci qua, amici telespettatori, ci troviamo naturalmente qui a Trapani, al porto peschereccio di Trapani, pensate bene, sono in ottima compagnia del nostro Max. Ciao a tutti. E allora questa sera il nostro praticamente argomento della serata di parlare, che cosa sarà? La pesca. Il problema della pesca che Il problema della pesca che c'è a Trapani, che c'è stato sempre. sempre. Intervisteremo alcuni pescatori appunto per vedere per il momento quali problemi sussistono sulla marineria trapanese. Dico bene? Certo, benissimo. Tutto è scappato. Tutto è scappato. Sono scappati tutti.
yeah.